Non c'è futuro senza coscienza del passato. Ecco perché l'ERSU ha chiesto ai propri studenti di esprimersi sul grave problema del negazionismo. Sapete che è un movimento d'opinione drammatico che tende a fare dimenticare tutto ciò che è accaduto a margine della Seconda Guerra Mondiale nei confronti del popolo ebraico, ma non soltanto, anche dei deportati, anche italiani. I ragazzi finora hanno sempre presentato degli elaborati interessantissimi. Quest'anno avremo anche il privilegio di avere Paola Bassani, la figlia di Giorgio Bassani, Giardino dei Finzi Contini, e anche la presidentessa della Fondazione Bassani, che sarà premiata da noi. E una cosa molto importante: non bisogna dimenticare ciò di terribile che succede e quindi neanche ciò che è accaduto a Catania a Laura Salafia. Ecco perché l'abbiamo invitata, gli daremo un premio. Anche noi dobbiamo ricordare che lei è una vittima della violenza, anche se in maniera ovviamente differente. Ha scritto un bel libro che è stato acquistato diverse copie dall'ERSU, sarà consegnato a tutti gli astanti, che si riesca a mantenere viva la memoria di questi crimini dovunque, in ogni caso accaduti, perché chi colpisce l'umanità deve risponderne per sempre.